Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Televeneto Orientale di oggi 4 gennaio 2012. Approfitto per fare gli auguri a tutti di un buon anno da parte di tutto lo staff di Televeneto Orientale e cominciamo subito con la rassegna stampa. La Repubblica, articolo 18, il governo ci riprova. La Fornero annuncia incontri bilaterali con i sindacati, la CGIL attacca no a incontri separati. Napolitano, riformare gli ammortizzatori sociali. La norma anti-licenziamento sospesa per 3 categorie di neoassunti. Superare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'obiettivo, a pochi giorni dall'avvio del confronto con i sindacati e Confindustria, rientra nell'agenda del governo, anche se forse non era mai uscito. Era stato solo sapientemente accantonato dopo la bufera provocata dalle parole del ministro del lavoro, Elsa Fornero, che aveva invitato i sindacati a discuterne senza tabù. E adesso passiamo al Gazzettino, dove troviamo in prima pagina i costi della casta, politici in trincea. La Camera all'attacco, da noi le indennità più basse dell'Unione Europea, 16.000 euro netti solo 5.000. I numeri, oltre 16.000 euro al mese, escluse le spese di rappresentanza. Ecco le cifre nel rapporto della Commissione Giovannini, che intascano i parlamentari italiani, i meglio pagati in Europa. Per Enrico Giovannini il raffronto con la Unione Europea è difficile, i parametri non possono essere utilizzati in modo aritmetico. E ancora la polemica, i politici insorgono. Renato Schifani spiega che il rapporto non è stato trasmesso al Senato. Sugli stipendi deciderà il Consiglio di Presidenza e l'ufficio stampa della Camera precisa. I deputati guadagnano 5.000 euro netti. E ancora in prima pagina del Gazzettino, apertura selvaggia dei negozi, no del Veneto, festa in Friuli. Nord-Est diviso sulla liberalizzazione delle aperture dei negozi prevista dal decreto Salva Italia. Opposizione del Veneto, la Regione ha già impugnato il provvedimento, ritenendo la materia di sua competenza. Soddisfazione in Friuli Venezia Giulia, dove già venerdì scatteranno le aperture. E adesso guardiamo gli approfondimenti del Gazzettino. Maxi truffa all'RC Auto, 25 a giudizio. Il 6 marzo davanti al giudice comparirà anche l'ex comandante dei Carabinieri Dalla Z. Dovranno rispondere a vario titolo di frode assicurativa e simulazione di reato. In 25 compariranno davanti al giudice monocratico di Portogruaro il prossimo 6 marzo per rispondere a vario titolo di simulazione di reato e frode assicurativa in concorso. E ancora Fossalta di Portogruaro, San Biagio, un baluardo contro le fughe in Friuli. La Regione annuncia la vendita delle quote pubbliche del centro medico. Nuovi primari per urologia e materno-infantile a Portogruaro, 8 milioni di euro da investire in tecnologia negli ospedali di San Donà e Portogruaro. Ancora a Portogruaro, oggi l'addio all'anziano morto assiderato in un canale a Teglio. Oggi l'addio a Giovanni Battista Colaviti, l'80enne di Portogruaro morto assiderato a Teglio Veneto. Il funerale sarà celebrato nel Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro alle 15. E ancora guardiamo il Gazzettino. Gli approfondimenti sul portogruarese, per l'Ascom la nuova tangenziale porterà via fatturato al commercio. La tangenziale, una volta completata, porterà via una parte del nostro fatturato. Il presidente portogruarese dell'Ascom Confcommercio Veneto, Massimo Zanon, commentando positivamente il fatto che nei giorni prenatalizi ci sia stato movimento di auto nelle principali vie del centro, ha sottolineato come il tanto atteso completamento della variante alla strada statale 14, oggi bloccato per un contenzioso tra l'ANAS e la ditta appaltatrice, abbia anche dei risvolti negativi per l'economia della città dell'Emene. E ancora la sanità, ospedale unico, 7 candidati. Tanti sono i comuni che l'hanno inserito nel proprio piano di assetto. Bertoncello polemico con la provincia. Dov'è la programmazione?
Sul futuro della sanità anche la provincia dovrebbe assumersi delle responsabilità. In questo inizio d'anno è ancora al centro del dibattito politico il tema dell'ospedale unico e della sanità del Veneto orientale. Nella conferenza stampa organizzata dal Comune per fare il bilancio del 2011 e tracciare le prospettive per il 2012, il primo cittadino di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ha riaffrontato l'argomento, puntando il dito contro la politica dell'amministrazione provinciale. Una provincia che è delegata dalla Regione alla pianificazione urbanistica, ha detto Bertoncello. Non può consentire che ben 7 comuni del Veneto orientale individuino nel loro piano di assetto del territorio un'area a destinazione sanitaria. Anche la provincia deve fare delle scelte e assumersi delle responsabilità. La Zaccariotto, nel suo ruolo di presidente, dovrebbe fare sintesi e tutelare gli interessi e la volontà del Veneto orientale nel suo complesso. E ancora nel Gazzettino, grande attesa per le casere. A Portogruaro c'è grande attesa per i falò che si accenderanno domani sera, giovedì 5, nel portogruarese. La più seguita sarà, come ogni anno, la casera sull'Emene di Concordia Sagittaria, in programma alle 20. E ancora sul portogruarese invece, domani le casere, appuntamenti tra rito e modernità. Fervono i preparativi per rinnovare il tradizionale appuntamento con la casera, manifestazione la cui origine si perde nella notte dei tempi. Una volta era il momento pregnante della cultura contadina, si raccoglievano sterpi, scarti di legna, rovi, canne di gran turco ed il tutto veniva accatastato intorno ad un pal de cassia con una croce in cima e bruciato la sera del 5 gennaio. E ancora a Cinto Caomaggiore invece, al via i lavori per la nuova casa di riposo. Nella calza della Befana i cintesi troveranno la casa di riposo, un 2012 che inizia nel migliore dei modi per il Comune che l'altro ieri ha rilasciato finalmente l'autorizzazione edilizia. Poco prima del Capodanno anche la Regione aveva inviato la lettera ufficiale per la concessione di 60 posti letto convenzionati che mancavano per portare così la struttura al massimo della disponibilità. E ancora sul portogruarese, Stival scova fondi regionali per difendere l'identità veneta. Pur di favorire la valorizzazione dell'identità veneta, la Regione quest'anno ha rinunciato a gadget ed agende, destinando l'equivalente importo ad una serie di iniziative destinate alla rivalutazione delle tradizioni per mezzo di libri e testimonianze scritte. E adesso diamo un'occhiata al Messaggero di Udine, battaglia sugli stipendi dei politici. E ancora invece una notizia locale, le feste Epifania con tuffo nel fiume. L'iniziativa sul tagliamento per unire Latisana e San Michele e diamo un'occhiata all'approfondimento, un tuffo nel tagliamento per collegare due paesi. La singolare iniziativa l'Epifania per unire idealmente Latisana e San Michele. Si parte dal Veneto, prevista anche un'immersione finale dalla sponda friulana. Un tuffo nell'acqua gelida del fiume Tagliamento per festeggiare non solo l'anno nuovo o l'Epifania, ma anche e soprattutto quel fiume che troppo spesso viene nominato per i suoi aspetti peggiori e più pericolosi, quando è soggetto di studi, approfondimenti, polemiche e dibattiti e poche volte viene menzionato per le sue peculiarità, il suo ambiente naturale o proprio semplicemente la sua bellezza. A ricordare gli aspetti migliori del Tagliamento ci penserà venerdì mattina alle 11 un gruppo di nuotatori che, protetti dalle loro mute, si lanceranno dal ponte stradale sul fiume nelle acque sottostanti, che di questa stagione non superano gli 8 gradi di temperatura. E ancora, Latisana invece taglia le spese per non aumentare le tasse. Un forte taglio nelle spese per non aumentare la pressione fiscale a carico delle famiglie e delle attività. Su questo principio ci stava lavorando il Comune a Latisana nella predisposizione del bilancio di previsione che la normativa ha fatto slittare a marzo, ma che il sindaco Salvatore Benigno intende portare in Consiglio Comunale entro febbraio. E ancora a Lignano. Aumentati gli introiti del bar, terrazza a mare a gonfie vele. Serpeggiava un po' di malumore qualche giorno fa a Lignano per il fatto che il chioschetto posto a metà strada tra pista di pattinaggio e presepe di sabbia potesse preparare e distribuire vivande solo dopo le 18.
E ancora il Messaggero Veneto, invece, di Pordenone, battaglia sugli stipendi dei politici, la bozza della Commissione Giovannini. I parlamentari italiani sono i più pagati d'Europa. L'ufficio di presidenza della Camera, le nostre indennità inferiori alla media dell'Unione Europea. E invece, per quanto riguarda Aviano, comuni offrono auto e benzina per i carabinieri. E adesso guardiamo appunto gli approfondimenti del Messaggero. Sciatore travolto da una slavina, salvato. Tarvisio, un 18enne di Udine, era impegnato fuori pista, deve la vita all'arva che indossava, ora rischia una denuncia. E ancora troppo caldo, solo guai lontano dai tracciati. I consigli degli esperti, fondamentale non avventurarsi da soli sui pendii e mai scendere in gruppo. E ancora a Sesto Arreghena invece Befana subacquea e grande falò domani al lago Pacher. Tutto è pronto grazie anche al consueto interessamento del volontariato per la manifestazione della vigilia dell'Epifania sul lago Pacher di Sesto Arreghena, della quale quest'anno ricorre il 30° anniversario. Il programma di domani vedrà alle 20:30 la discesa dei subacquei nelle acque del lago con l'accensione delle simbologie. E ancora i comuni pagano l'auto ai carabinieri. Aviano e San Quirino dotano di una vettura la caserma. Il primo fornirà la benzina, il secondo un mezzo anonimo. Il comune di San Quirino fornirà un'auto ai carabinieri della stazione di Aviano, mentre il comune pedemontano provvederà alla benzina. È quanto stabilito da una convenzione sottoscritta tra i due comuni e l'Arma dei Carabinieri per permettere di proseguire nelle attività che necessitano di un'auto non riconoscibile. Noi vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Grazie e buona giornata.